Tanta soddisfazione perché poi stiamo concretizzando una strategia che parte dalla fine di un percorso durato 20 anni per quanto riguarda questa gareggiata, ma di fatto inizia un nuovo percorso, una nuova strategia utilizzando i fondi comunitari per realizzare l'altra gareggiata, quindi di ritorno da Via del Rotolo verso il lungomare, ma più in generale una strategia che vedrà la riqualificazione poi di tutto il lungomare attraverso il concorso di progettazione per quanto riguarda la parte Mancini Battaglia, Piazza Nettuno e poi naturalmente la possibilità di arrivare, così come prevede il progetto originario, fino a Piazza Europa. Tanta soddisfazione, meriti di tanti, soprattutto dei tecnici che hanno collaborato, la direzione delle pubbliche comunitarie, la direzione dei lavori pubblici e devo dire anche il lavoro che ha fatto l'assessore Trantino quando era assessore ai lavori pubblici e la soddisfazione che proprio adesso il sindaco Trantino ha conferito a me questo lavoro attraverso la delega dei lavori pubblici e più in generale la soddisfazione naturalmente riguarda anche quello che si è fatto già con la riqualificazione delle piazze nel nostro meraviglioso lungomare. Chiaramente ci saranno tante altre cose da sistemare, però è chiaro che chi non fa nulla non sbaglia mai e chi fa tanto può anche incorrere in errori di valutazione. Per adesso stiamo andando bene, benissimo, e quindi la testimonianza è l'apertura di questa strada così come avevamo promesso entro l'anno, così come avevamo promesso anche l'apertura delle piazze e corredo proprio di tutto il lungomare.